Ci troviamo nell'ambiente della tipografia salesiana costruita da Don Bosco nel 1883. Quando arriva a Valdocco cerca di aprire dei laboratori per dare un mestiere ai ragazzi, aprendo i falegnami, i sarti e nel 1854 anche la legatoria. Ma il suo pensiero era di aprire la tipografia per stampare le sue edizioni che faceva stampare fuori e per dare un lavoro ai ragazzi in modo che uscissero fuori buoni cristiani e onesti cittadini. All'inizio è partito con piccole macchine vicino alle camerette, ma si trovava in spazi stretti. Nel 1883 apre questo palazzo per mettere la sua tipografia con macchine più grandi per stampare i suoi volumi. La tipografia ha avuto tanti cambiamenti, quindi nel tempo la tecnologia è avanzata, sono scomparsi i caratteri mobili, è arrivata la stampa OPSE, non più tipografica ma in diretta, in modo da poter fare tante copie e velocemente. Nel 1990 mi viene affidata la direzione della tipografia, nel momento in cui siamo nel massimo della potenza, quindi tante copie, tante riviste, tanti volumi. Nel 2008 inizia l'era del digitale, anche nella stampa dei volumi. E quindi, dopo aver fatto i 150 anni nel 2012 della tipografia, si decide di chiudere perché gli investimenti erano troppo forti. Rimane la scuola nel piccolo di stampa digitale come è attualmente. Nel 2013 i superiori hanno pensato di tenere l'ambiente e poter mettere nell'ambiente costruito da Don Bosco macchine anche antiche che abbiamo recuperato in modo da ricostruire come era all'inizio la tipografia di Don Bosco con i vari passaggi, in modo che rimane ancora la tipografia di Don Bosco.